Allora, iniziamo questo settimo seminario di storia dell'Università di Udine, settimo seminario geopolitico con l'ordine dei giornalisti. Io chiederei a il rappresentante Lucio Leandrin dell'ordine dei giornalisti di spiegare perché è importante questo seminario per la formazione professionale dei giornalisti. Ecco. Diciamo, siamo in ambito di formazione professionale dei giornalisti, oltre che di università, e allora, no, lo facciamo sedere qui, viene qui a sedersi. Viene qui a sedersi, no, viene qui a sedersi e dai saluti dell'ordine. Certo. Il dottor De Andrei. Buongiorno a tutti. Porto il saluto dell'Ordine dei giornalisti Circolo della Stampa di Pordenone per questo significativo e importante appuntamento organizzato in collaborazione assieme con il gruppo Studi Storici e Sociali di Storia di Pordenone, ovviamente qui all'Università di Pordenone. È significativo questo momento perché oltre all'importanza dell'argomento diventa importante anche come momento di formazione professionale previsto per l'acquisizione di crediti formativi. Crediti formativi che quest'anno, e questo voglio meglio ribadirlo, chiude un triennio, un percorso formativo che termina il 31 dicembre. Qua mi rivolgo ai colleghi perché controllino nelle proprie schede quanti crediti sono attualmente in possesso, perché se negli anni scorsi c'era la possibilità di una proroga causa Covid, quest'anno ovviamente non verranno riconosciuti ulteriori possibilità di proroga. Per cui è importante perché altrimenti poi c'è il rischio che partano verifiche da parte dell'ordine proprio perché per la mancanza dei requisiti della prosecuzione dell'attività. Per quello è importante questo. Noi come Circolo della Stampa di Pordenone e Ordine avremo probabilmente tra novembre e dicembre un altro paio di incontri proprio per poter dare a tutti la possibilità e l'opportunità di mettersi in regola. E pertanto va anche il nostro sentito ringraziamento al professor Cevolin con il quale collaboriamo da alcuni anni, dove abbiamo sempre avuto una bella accoglienza ed un supporto collaborativo importante. Pertanto vi auguro un buon lavoro e arrivederci a presto. Grazie. Grazie al rappresentante dell'Ordine e del Circolo della Stampa di Pordenone. La formazione professionale è importante e, come vedete, sia Lucio Leandrin sia anche da Trieste i responsabili della formazione si danno da fare per cercare di rendere la formazione professionale utile. Ecco, noi come università, il mio corso di diritto dell'informazione e della comunicazione cerca, come vedremo oggi, con qualche difficoltà tecnologica, però insomma ce la mettiamo tutta, ecco, qualche difficoltà tecnologica colpevole io che insegno diritto, quindi non è che di nuove tecnologie sul campo ne so tantissimo e quindi comunque insomma in qualche modo vedrete che cerchiamo di avere anche collegamenti con altri atenei, con l'Università di Firenze, con l'Università di Teramo, con l'Università anche di Norimberga, con l'Università di Valencia. E quindi il seminario di oggi, diciamo, si apre con
un intervento, quello del professor Marco Tarchi in videomessaggio, poi ci sarà in videomessaggio sul populismo. È un professor Marco Tarchi è professore ordinario di Scienze della Politica all'Università di Firenze ed è direttore anche di 2 riviste, Diorama Letterario e Trasgressioni. Trasgressione è una rivista quadrimestrale di Scienze della Politica, e siede sulla cattedra che fu del professor Sartori dell'Università di Firenze. Poi in collegamento Teams avremo, che vedo già collegato, il professor Nicola Strizzolo dell'Università di Teramo, era dell'Università di Udine, adesso all'Università di Teramo, e ci farà un esempio di comunicare l'Europa. Comunicare l'Europa, un esempio. Nova Gorizia, capitale della cultura 2025. Poi in presenza abbiamo il dottor Scopelliti, che conoscete tutti, Letterio Lillo Scopelliti, che conoscete tutti e che è giornalista e scrittore, ma soprattutto si dà anche molto da fare per la formazione professionale, e qui sarà utile anche per i nostri diciamo, studenti, perché vi farà capire, per esempio, come cambia la comunicazione durante una guerra e come ormai l'attività di giornalista passa molto attraverso i social media, attraverso il cellulare. Ci sono molti materiali didattici anche nella piattaforma dell'anno precedente proprio dedicati a questi temi, cioè al fatto che l'attività di giornalista passa molto attraverso, di questi tempi, attraverso il telefonino. Ormai si può fare molto, quasi tutto attraverso il telefonino. Letterio Scopelliti, come avete visto, è in presenza. Poi ci sarà anche un generale di corpo d'armata, riservista, esperto di geopolitica, che partecipa a trasmissioni televisive, a serate di formazione per imprenditori e così via. In più è il nostro esperto di storia, e il generale Roberto Bernardini, che è stato anche comandante del nucleo, diciamo, del nord Italia dell'esercito, il comando di Verona, il Comforter di Verona, e oltre ad aver partecipato a missioni di pace all'estero e così via, quindi abbiamo una testimonianza fondamentale con riferimento sempre alle nuove tecnologie, nell'attualità nuove tecnologie e guerra in Ucraina. Poi avremo in collegamento Teams la professoressa Vincenta Tasa Fuster. Può darsi che la sposteremo un po' più avanti questo intervento e faremo una pausa prima, vediamo, dell'Università di Valencia, e ci parlerà di una sua recente pubblicazione. Questa è la collaborazione tra l'Università di Udine e l'Università di Valencia. Attraverso il mio ruolo di membro del comitato direttivo di una rivista, ha pubblicato questo articolo, questo saggio, la proposta di Macron per un'Europa federale senza un popolo europeo. E anche questo è un ambito giuridico, cioè la prospettiva delle decisioni, che come vediamo sono un po' faticose a livello di Unione Europea, passa attraverso aspetti giuridici, tra i quali anche la tematica del federalismo in Europa, ma attraverso poi un aspetto costituzionale, costituente, dell'assenza di un popolo europeo. Poi in collegamento con Teams abbiamo già il professor avvocato Giovanni Dainese, che però è anche giornalista e che però è membro della Stampa Cattolica, e ci farà infatti Papa Francesco e la comunicazione delle prospettive di pace. Come è riuscita la Chiesa Cattolica a rimanere abbastanza neutrale, diciamo, e a essere tendenzialmente un soggetto che può fare la mediazione tra Ucraina e Russia e Stati Uniti, mentre questo ruolo non ce l'ha più al momento l'Unione Europea, o almeno non ce l'ha così come l'autorità morale della Chiesa Cattolica.
Poi c'è in presenza il professor Tonin, al quale forse chiederemo anche lui di anticipare in caso di problemi di collegamento il suo intervento. Il professor Tonin, che era una nostra perla in questo seminario geopolitico estera, perché lavorava all'Università di Durham inizialmente nella sua carriera, adesso è qui all'Università di Udine, si occupa di macroeconomia e infatti ci farà il contesto macroeconomico nelle sanzioni alla Russia, l'inflazione, l'aumento dei costi di energia, sono tematiche che affrontiamo dal punto di vista macroeconomico. Poi in presenza ci sono io, ma sì, poi in presenza ci sarò io, che farò un po' da tappabuchi, nel senso che quando ci saranno problemi tecnici in caso mi propongo io con il tema democrazie e autocrazie e la guerra in Ucraina. E poi passeremo alla sezione finale dove in collegamento Teams il professor Foresti, che però poverino ha qualche acciacco di salute, fa un grande sacrificio e sarà in collegamento penso per 5 minuti perché gli manca la voce, gli manca un po' la salute in questo periodo e quindi lo vedrete, fa un sacrificio e ci dà una mano. Lo stesso per gli strumenti dell'informatica e la guerra in Ucraina, sono temi che affrontiamo molto nel Master in Intelligence e Information Technology che facciamo qui all'Università di Udine, per il quale ci sono, lo dico ai giornalisti, anche c'è ancora la possibilità di iscriversi fino al 20 di ottobre e probabilmente ci sarà anche una proroga perché abbiamo delle borse di studio da utilizzare. E cosa fa questo Master in Intelligence and Information Technology? Dà la possibilità di essere seguiti in un progetto, per esempio per la tesi, il lavoro finale, e comunque di acquisire delle competenze. Pensate che il 70% del Master in Intelligence è dedicato alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale, alle reti neurali, a come si utilizzano i software che si occupano di queste tematiche, anche per esempio per la ricerca di fonti aperte e così via e così via. Ci sono dei software molto utili e quindi sarete guidati nel master, bisogna essere laureati triennali o laureati magistrali o col vecchio ordinamento e siete seguiti per un 70% di ore su questi temi dedicati alle nuove tecnologie. Quindi dura un anno, sono mi pare 300 ore il master, però è una possibilità di avanzamento e di competenze molto serio anche oltre che sugli aspetti informatici che vi ho detto, per esempio anche sulla cyber security, quindi sicurezza informatica e così via e così via. E quindi è un po' il fiore all'occhiello, ecco, un po' dell'Università di Udine, anche per le imprese e anche per il mondo dell'informazione. Se avrà tempo, anche il professor Foresti dirà qualcosa su questo tema. Infine avremo un docente dell'Università di Norimberga, ma anche ormai incamerato all'Università di Udine, il professor Gianluca Gardini, come cambiano le relazioni internazionali dopo pandemia e guerra in Ucraina. È un docente di relazioni internazionali che ha molte attività di ricerca sia a livello europeo che a livello di Stati Uniti d'America e di America Latina e quindi è diciamo la persona adatta proprio per spiegarci dal punto di vista delle relazioni internazionali il contesto attuale. Bene, l'ho fatta un po' lunga, ma adesso passiamo subito nel tentativo che dobbiamo fare di condivisione, passiamo subito la parola all'intervento del professor, vediamo se lo troviamo, eccolo qua, all'intervento del professor Marco Tarchi, eccolo, vediamo se parte. Da uno spunto che mi è arrivato immediatamente
nelle parole del collega che mi ha Populismo preceduto. e fascismi. Va detto che È un tema che ha colpito anche la campagna elettorale del nostro paese. Adesso lo possiamo discorso fare. che abbia un senso su due ambiti, quello del fascismo e del populismo, dove la produzione scientifica, la produzione pubblicistica non ne parliamo, ma anche la produzione scientifica è francamente immensa, perché così, e solo così la si può definire, ma nei quali non esiste né sul crinale né sull'altro nessuna definizione universalmente condivisa dei contenuti di queste parole. Chiunque abbia un briciolo di onestà intellettuale lo deve riconoscere. Se ancora oggi, per esempio, a quasi 100 anni dalla marcia su Roma, si prevedono decine e decine e decine di volumi che saranno in uscita, in parte è già cominciata la cosa, tra adesso e il fatidico 28 ottobre. Se in quella prospettiva sono già stati annunciati decine di convegni in Italia e anche al di fuori, questo significa una cosa, e è una cosa che tutti gli studiosi del campo sanno bene, cioè che c'è ancora molto da discutere su che cosa sia stato il fascismo, se sia possibile ricondurlo a una sola realtà concreta, cioè quella dell'esperienza italiana, se invece vada visto in prospettiva comparata e abbracci degli orizzonti transnazionali, europei, per altri versi e per alcuno addirittura planetari, se sia caratterizzabile come una ideologia compiuta e se sì, in che modo, e molte altre cose che si potrebbero ancora dire. Personalmente, essendo stato coinvolto in alcune delle iniziative a cui facevo riferimento, mi sono trovato un discreto imbarazzo quando un collega insigne, il professor Gianfranco Pasquino, mi ha chiesto di collaborare a un volume collettaneo che uscirà proprio in vista del fatidico centenario della marcia su Roma, pubblicato dall'Istituto dell'Enciclopedia Treccani. Un volume per voci, ma non per voci come intendiamo abitualmente nei dizionari, diciamo per saggi che affrontano diverse tematiche, e mi ha chiesto di scrivere, di redigere due di questi saggi. Uno di questi due, ohimè, che mi veniva richiesto, si intitolava Ideologia del fascismo, e lì ho cominciato a pormi numerosissimi problemi. Ho ritirato giù, alcuni erano veramente non solo, come si usa dire, diciamo per metafora, polverosi volumi nella mia personale biblioteca, cose che avevo letto decenni fa ma erano rimaste lì, altre lette più di recente, qualche libro che avevo acquistato, dei tantissimi acquistati e non letti purtroppo nell'arco dei decenni, e mi sono messo lì a lavorare proprio con un punto interrogativo. Il punto interrogativo riguardava questa domanda: è possibile arrivare a definire una ideologia del fascismo che condensi in sé tutte le caratteristiche che sono state riscontrate, non voglio dire attribuite, perché quelle poi chissà dove ci porterebbero, ma riscontrate nelle analisi storiche di fenomeni che hanno avuto applicata l'etichetta di fascismo o di fascista. E ho girato intorno, ci ho lavorato parecchio e così via, non svelo colpevole del romanzo, si può, del giallo, posso tranquillamente dire. Alla fine, a ragion veduta, almeno a ragione da me veduta, mi sono rassegnato a pensare e scrivere, pur rendendo conto di tante altre approcci e aperture, che nessun testo rendeva meglio l'essenza dell'ideologia del fascismo di quello variamente commentato da diversi esegeti, che, come è noto, in parte era stato scritto da Giovanni Gentile e poi nella seconda parte pare almeno da Benito Mussolini, e pubblicato in varie versioni nei dizionari di politica, diffusione. Che in questo argomento hanno scritto negli anni 2010,
20, non ho trovato niente che potesse rendere meglio l'evidenza di un nucleo ideologico, perché più in là di questo non lo definirei, di un nucleo ideologico portante delle esperienze che a questa parola sono collegate. Per quello che riguarda il populismo, il discorso potrebbe essere persino più complicato, perché quantomeno l'espressione fascismo rimanda a una esperienza storica principale e poi cerca di indagare le irradiazioni ideologiche, imitative e così via di quell'esperienza in varie direzioni, anche tornando indietro nel tempo, in un'ottica di precursori. Un autore che io continuo a considerare, anche se molti me lo contestano, come anche amici, ma come uno studioso di primo livello del fenomeno fascista, in realtà del fascismo, soprattutto di quello italiano, si è occupato poco e nulla, però ha scritto delle pagine, secondo me, di grande efficacia proprio sul tema della ideologia fascista o comunque della sintesi ideologica che si è incorporata nel fascismo, ed è l'israeliano Zev Sternhell. Di Sternhell io ho tradotto e fatto pubblicare e introdotto il primo volume che è circolato in Italia, ora ce ne sono diversi altri, vari editori li hanno pubblicati, ma una piccola casa editrice, appunto Acropolis, pubblicò, diciamo, per mia volontà e per l'estremo piacere che avevo avuto nel leggere in francese quel testo, il volume appunto né destra né sinistra, che ha come suo focus l'individuazione delle radici di un'ideologia fascista, passando più per la Francia che per l'Italia o per altri paesi, sia pur con riferimenti in chiave molteplice di vari paesi europei. Quindi non ci si è risparmiati nulla quanto alla ricerca di precedenti che potessero portare alla costruzione di un discorso definitorio sul fascismo. Però quantomeno c'era il referente. L'Italia ha conosciuto un fenomeno che si è autodenominato fascismo, eccetera. Nel caso del populismo le cose sono ancora più complicate, perché fino a epoca molto recente l'espressione populismo non è mai stata assunta da coloro che ne sono stati considerati veicolo, anzi, molti degli esponenti di movimenti o regimi detti populisti si sono rifiutati di accogliere questo tipo di etichetta. A volte l'hanno respinta perché considerata troppo riduttiva, a volte semplicemente hanno constatato che veniva agitata contro di loro come uno spauracchio e quindi si sono scandalizzati dicendo: per carità, non ho niente a che vedere. Ma questo sarebbe il meno. Il problema è che se il fascismo ha un'esperienza fondativa, il populismo sostanzialmente non ne ha una. E dico sostanzialmente non solo per prendere tempo come si fa con l'intercalare, ma perché dal punto di vista, diciamo, della sostanza, forse qualcuno pensa che possa essere così. Si potrebbe trovare un capostipite di un fenomeno populista facendo riferimento a quello che per più tempo è stato citato come modello, cioè il peronismo argentino, forse. Ma poi anche lì sono comparse opere anche molto significative di autori, ne cito una, l'accademica di Francia Chantal Delsol, che è una filosofa politica, che sono andati ricercando le radici del populismo nella Grecia antica, nella Grecia classica, e da lì si è aperto tutto un filone. In parte già esistevano dei tentativi. Un altro grande studioso di fenomeni populisti e non solo, anche nazionalisti, Guy Hermé, un altro francese, ha tentato tra l'altro lui ha tentato per dimostrare che l'etichetta populismo è troppo generica per coprire tutti quei fenomeni a cui viene attribuita, però per farlo è proprio partito dal paradosso, cioè è andato a ripescare una lunga, plurimillenaria storia di aspetti di fenomeni politici che, stando alle categorie che oggi usiamo per analizzare questo fenomeno, potrebbero richiamarsi al populismo,
e lì ha trovato di tutto, da Cola di Rienzo fino agli anabattisti, al fenomeno delle cosiddette mani nere, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, abbiamo di fronte due calderoni ribollenti dove accademicamente ci si imbatte in letture contrastanti. La sensazione a volte è quella di trovarsi di fronte a un remake di un celebre film, celebre all'epoca, di François Truffaut, Fahrenheit 451, dove quando si doveva procedere con lanciafiamme a distruggere una biblioteca non si potevano tenere più i libri perché appunto c'era questa situazione orwelliana della impossibilità di discutere qualunque tipo di idea ufficiale, eccetera, eccetera, si eliminavano le biblioteche e due arrivano della squadra speciale incaricata di discutere una biblioteca, di distruggere una biblioteca o lanciafiamme. Uno dei due si ferma un attimo, guarda, poi vede tutta una serie di nomi e li cita di questi filosofi, dice ma però tutti questi, insomma, questa gente qui, ma è proprio giusto distruggere? E l'altro dice, guarda, tanto questi facevano una sola cosa, scrivevano l'uno contro l'altro per poter avere più spazio l'uno dell'altro, far parlare più di sé che di quell'altro. Togliamo tutto. E qui parte il lanciafiamme. Si ha l'impressione a volte. Bene, allora chiudiamo qui l'intervento di Marco Tarchi, che ci ha contribuito in questo modo, questa volta purtroppo anche lui per ragioni di salute precedenti e poi per una contemporaneità di impegni accademici imposti dal rettore, dal suo rettore. E adesso, dopo che abbiamo visto una riflessione attrezzata sui concetti di fascismo e di populismo, che sono stati anche e comunque continuano adesso un po' a essere anche sullo sfondo della nascita anche del nuovo governo e la sua collocazione in Europa, abbiamo visto come per certi versi l'intervento con il bisturi del professor Marco Tarchi, che cerca di classificare scientificamente questi temi, abbia avuto, diciamo, non abbia avuto un altrettanto, diciamo, solido trattamento nella nostra campagna elettorale, che è stata veramente, ha raggiunto veramente dei limiti, diciamo, di un livello ormai imbarazzante, diciamo, per chi studia queste questioni da un punto di vista scientifico, ecco. E con però sullo sfondo in realtà uno scenario da quel film di François Truffaut che è stato richiamato dal professor Marco Tarchi. Adesso invece passiamo a un aspetto di comunicazione europea un pochino più, diciamo, che riguarda il nostro territorio e un pochino anche più attrezzato culturalmente, nel senso che è l'aspirazione di questo territorio, in particolare di Gorizia e di Nova Gorica, anzi di Nova Gorica e di Gorizia, di assurgere a esempio per la cultura europea. Tra l'altro, i due soggetti che sono seduti qua che sono seduti da questa parte del tavolo hanno anche qualche piccola responsabilità, perché stanno cercando di partorire un qualcosa che nell'ambito proprio di Nova Gorica, Gorizia 25, ha a che fare con la strage di Srebrenica e con quello che sta accadendo in Ucraina. E quindi, come dire, siamo anche il gruppo, diciamo, di docenti di questo seminario geopolitico e anche il nostro amico professor Nicola Strizzolo di sociologia, che se n'è appena volato all'Università di Teramo. In realtà lui non lo sa, ma sarà coinvolto in questa avventura anche lui, ecco. Però ora ci parlerà dell'esempio, di questo esempio di comunicare l'Europa
fatto in questo ambito, cioè nella prospettiva di Nova Gorica e Gorizia, città della cultura 2025. Buon A te la parola. pomeriggio, buon pomeriggio, solo bisogno di alcuni feedback perché si è aggiornato Teams, per cui mi dai conferma che mi vedi e mi senti, cosa che io Tutto non ho. ok, va benissimo, abbiamo visto anche E le così slide. arrivo anche alla condivisione del file, forse? Sì, sì, sì. Perfetto, e così vedete, starò ovviamente nei 15 minuti, andrò a una sintesi. Allora, intanto io ti ringrazio perché io ci stavo già lavorando sotto il profilo di una proposta comunicativa che ho una settimana fa presentato proprio al Forum Internazionale del Gran Sasso. Tra l'altro davanti anche c'era il presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Abruzzo, oltre che il professor Mario Morcellini, e nasce da un percorso di studio e di ricerca nato quasi per caso, una rivista antropologica, Dialoghi Mediterranei, mi chiese di analizzare uno studio sulla proposta, analizzai il Big Book e da lì poi varie riviste, tra cui anche adesso in uscita nuovamente per il Mulino, siamo sia sul Mulino Online che sul cartaceo, una rivista dello IULM, mi hanno chiesto diverse, diciamo, analisi e studi su questo percorso. Lo faccio soprattutto sull'analisi, diciamo, documentale. E chiarendo e partendo proprio da un concetto chiave, cioè l'identità. Se noi ragionassimo il territorio come un'organizzazione, come un'azienda, come un prodotto, cioè ha una sua identità europea fortissima. Proprio si scrive nel nome di Gorizia, dal latino che deriva dallo sloveno medievale, che poi si porterà avanti tutte le sue edizioni in friulano e in tedesco e vivrà sotto questi 4 nomi almeno fino alla prima guerra mondiale. E che cosa succede? Beh, esce dal Medioevo Gorizia, con la morte dell'ultimo dei conti di Gorizia a Linz, c'è un passaggio più o meno forzato sotto l'Austria, dipende da diverse fonti, poi ci sono tanti storici che sicuramente possono entrare nello specifico, ma continua a essere un importante centro di scambi tra l'Europa centrale e la penisola italiana. Ruolo che viene interrotto dagli sbarchi marittimi importanti, dagli scali importanti marittimi di Trieste e Fiume, per rischiare di ricadere in un ruolo marginale sotto il profilo commerciale, però che diventa, con indebolimento della Serenissima, soppressione del patriarcato, nascita dell'arcidiocesi di Gorizia, che non era diciamo, un'arcidiocesi provinciale come potrebbe essere oggi, ma era un'arcidiocesi con 700.000 fedeli, che contava Contea di Gorizia, la Carniola, a parte la parte di Lubiana, la Stiria slovena, la Carinzia, fino a sud della Drava e l'Ampezzano, 240 parrocchie, di cui 75% sloveni, parlata lingua, 15% tedeschi e 10% italiani ladini. E il fatto che era un'arcidiocesi, il fatto che ci fosse un seminario, portò avanti e produsse, alimentò questo multilinguismo. Pensate che dal 73 al 79 sorsero due tipografie cittadine, ma producevano libri in italiano, latino, francese, friulano, tedesco, sloveno, inglese, greco ed ebraico. Queste erano le lingue che si studiavano e quindi probabilmente i giovani sfidandosi anche parlavano, i giovani seminaristi. Sorsero accademie e società culturali per animare la conversazione dei nobili, anche nel ruolo dei mecenati, il teatro nei salotti, perché è vero, non era al centro dell'Italia, perché in Austria non era al centro dell'Austria, ma era il primo paese austriaco che le persone incontravano in direzione di Vienna. Quindi molti avventurieri anche si fermavano come prima tappa. Di fatto è un ideal tipo il concetto che è mitteleuropeo, però si adatta perfettamente a Gorizia. Una bilanciata distanza periferica tra capitali imperiali o nazionali, un punto di incontro tra Europa e centrale meridionale è il punto di incontro, con le diverse influenze linguistiche germanica, slava e romanza. Questa milieu multiculturale, questa liaison fra queste identità
si spezzò, diciamo, con la fine della Prima Guerra Mondiale. Come ogni paese, come ogni nazione, forse ci saranno casi sicuramente più virtuosi, ma si è proceduto rapidamente con quella che oggi chiameremo la cancel culture. L'italianizzazione forzata fino all'italianizzazione forzata, leggo il rosso per stare nei 15 minuti, come vedete il materiale è ben più denso, poi vi mostrerò in fondo da diverse pubblicazioni, sia nostre che ovviamente da cui abbiamo attinto. L'italianizzazione abbiamo visto forzata dei cognomi, proibizione nel 29 dell'insegnamento della lingua slovena nelle scuole di ogni ordine e grado. Sicuramente gli italiani, fino anche all'entroterra di allora sloveno e croato, corrispondente al sloveno croato, hanno fatto cose orribili, abbiamo anche noi ricevuto cose orribili. Tant'è vero, e questo è un dato politico fortissimo, non voglio da sociologo, non do giudizi di valori, ma è un dato politico di ricerca, diciamo, sociopolitica importante, che lo stesso sindaco di Gorizia dice: per noi la liberazione non è il 25 aprile, ma avviene nel 1947. Proprio portato a dichiarazione più volte fatte ai giornali. Arrivano il 1 maggio del 45 le truppe jugoslave del generale Tito e tra rivendicazioni e vendette c'è chi conta 700.000, chi 1 migliaio, ma lascio veramente agli storici entrare nel dettaglio. Io parlo di fatti, di quello che hanno lasciato nella conseguenza a livello di opinioni e di atteggiamenti. Sappiamo poi il Trattato di Parigi, come viene suddivisa Nova Gorica e Gorizia, e abbiamo quindi i primi anni. I primi anni sono di una netta frattura e separazione di terreni, campi, famiglie e cimiteri. Abbiamo poi la Transalpina, Piazza Transalpina, però piano piano questo confine inizia a essere varcato, a avere una sua porosità, dalla Propušnica per tante volte al mese, puoi andare 10 km da una parte o dall'altra. Gli italiani quindi andavano in Jugo a prendere carne, sigarette, pieno di benzina, che quindi garantiva anche per noi dei prezzi calmierati. Dall'altra parte venivano gli sloveni per vestiti, caffè e beni di prima necessità. Abbiamo visto dei fantastici documentari su questo. Poi nel percorso di liberalizzazione verso gli anni '80 Gorizia diventa una meta privilegiata da tutta la Jugoslavia per i famosi shopping. Poi Nova Gorica si adattò perfettamente al turismo transfrontaliero, puntando soprattutto sui casinò e l'intrattenimento per attirare i clienti dal lato italiano. Tant'è vero che quando divenne uno Stato indipendente, i casinò contribuirono tantissimo al flusso economico della neonata Jugoslavia. Ma c'erano già i geni all'interno della cultura di Gorizia? Mi dai un feedback? Mi senti? Perché io sto guardando... Tutto ok, hai ancora un 7-8 minuti. Perfetto. C'erano già, diciamo, i geni, non nel senso di persone geniali, ma geni culturali, così, di guardare oltre. Pensate, e poi voglio chiedere conferma, io ho trovato diverse fonti, magari gli storici possono dire no, non è vero, ma sembra che il primo incontro in Europa dopo il muro di Berlino tra amministrazioni separate, quindi dalla cortina di ferro, avvenne proprio ad opera di Michele Martina, sindaco di Gorizia, e Josko Strukeli, sindaco di Nova Gorica, per delineare, abbozzare addirittura la visione di una città comune. E per questo Martina venne invitato da Willy Brandt nel 67 a relazionare all'Assemblea dei delegati degli Stati Generali d'Europa. Martina fondò poi anche l'Istituto Internazionale di Sociologia di Gorizia e l'Istituto per gli Incontri mitteleuropei, attori sociali presenti oggi, di cui uno anche ha costruito proprio il BitBook, che è stato collaboratore, che è il programma per il bando che ha vinto con la nomina di capitale culturale europea. Abbiamo Darko Bratina, un importante sociologo e critico cinematografico europarlamentare, che va proprio questa visione di una graduale unificazione amministrativa e infrastrutturale di Gorizia e Nova Gorica, ma anche Franco Basaglia mosse i primi passi come direttore di ospedale psichiatrico proprio a Gorizia, e sappiamo che superamento di confini poi ha praticato Basaglia. Abbiamo istituzioni di punta come l'Accademia Europeista del Friuli Venezia Giulia, altrimenti detta Casa d'Europa, o Ente di Promozione Europea del Friuli, è sempre lo stesso ente, e altri soggetti importantissimi come le università di Trieste e Udine, Informest, le biblioteche di entrambe le città. Sappiamo il progresso,
che è avvenuto, importante il GECT, che è un'istituzione di cooperazione territoriale fra una quasi 20, insomma 17 da una parte, diciamo una ventina di comuni da entrambe le parti. Nel 17 nasce, ho descritto in una pubblicazione attraverso interviste, come nasce questo progetto, che vince nel 18 dicembre del 2020. Viene nominata Nova Gorica, ricordiamoci, Gorizia capitale europea della cultura, assieme anche a Chemnitz. Allora, già all'interno del Big Book si vedevano gli elementi che portavano a un progetto, un'ipotesi, una proposta di comunicazione. Sono contento di farla anche davanti ai giornalisti. Io vorrò raccogliere altre interviste, magari poi la invierò come risposta anche, diciamo, istanza proprio magari all'amministrazione. Il passato storico-culturale per unire l'Europa, sempre in rosso le cose che ci servono importanti, questo ripeto viene da una precedente analisi, per cui non era assolutamente uno sguardo orientato, modificato con un bias verso la direzione comunicativa, è emersa proprio dallo studio. La proposta di un centro culturale e creativo, con un condiviso sistema di produzione culturale, un marchio forte di turismo culturale, Nova Gorica, perché è la parte più nuova, come una città di innovazione fondata sulla cultura che sviluppa un territorio dal profilo europeo. Degli obiettivi strategici tantissimo, ma quello a lungo termine, forse il più importante, si vogliono implementare piattaforme per tutti i tipi di innovazione, unire l'arte con la tecnologia, la cultura e l'economia e promuovere l'imprenditorialità culturale con collegamenti europei e internazionali. Gli indicatori sono importantissimi, per l'indicatore è quella cosa che io se faccio metto un indicatore, inserisco un indicatore all'interno di un progetto, vuol dire che sono in grado di realizzarlo, perché dico misuratemi attraverso questi obiettivi, i risultati. Se li ho raggiunti vuol dire che ho fatto un buon progetto, quindi sanno che possono raggiungerli. Quindi aumento delle istituzioni culturali, partenariati transfrontalieri, partecipazione congiunta delle due città in reti e progetti europei, multilinguismo, attività culturali in multilinguismo, eventi sugli aspetti comuni delle culture, del patrimonio della storia europea, eventi sulle diverse, diciamo, diversità culturali e il dialogo. Poi di macro obiettivi, valorizzazione della cultura europea transfrontaliera e multilingue e addirittura utilizzare tutte le lingue, anche quelle di più recente migrazione. Emerge già dalle prime interviste, questo ho messo in chiaro chi me l'ha fatta, a chi ho fatto l'intervista perché è già uscita, è già pubblicata, e è importante porre in rilevanza l'apporto di tutte le comunità e quindi comunicare a tutte le comunità la possibilità di Gorizia 2025 per esprimere anche la loro identità. Tra l'altro ho fatto parallelamente, esce in una pubblicazione, è uscita adesso una pubblicazione dello IUN, un'analisi anche della stampa. È interessante come piano piano nella narrazione ha preso spazio anche semanticamente la speranza e la fratellanza dei popoli, cioè si è passata veramente da Gorizia maledetta, Gorizia di sangue e di fratture, a una città aperta e riunita assieme a Nova Gorica. Se si va veramente nel tempo, dall'inizio, dal lancio della proposta fino ai nostri giorni, si vede questa evoluzione. Allora qual è la nostra sfida comunicativa che abbiamo poi confrontato con interviste a giornalisti? Quanti minuti ho? 2, 3? 3. Ok. Narrare mediaticamente oggi significa passare attraverso diversi media, comunità e pratiche tra loro interconnesse e convergenti. Questo è Jenkins, non sono io. La conurbazione e la connessione digitale in direzione di una smart city vibrante, giovane, verde, con un'alta qualità della vita, incentivante il lavoro della conoscenza, non può che offrire il nucleo pulsante ad un'opportunità di creazione di informazione che dal multilinguismo, e tutto questo che ho detto entra nel Big Book, che è il libro che è stato fatto per presentare il progetto, arrivi ai media che possano rivolgersi almeno a una più ampia popolazione europea. Quindi la proposta è un canale europeo che nasca dalla capitale della cultura. Esistono già dei progetti simili di settore oppure che vantano soltanto il nome europeo o hanno cercato di esistere e poi sono falliti per problemi tecnologici. E sono andato a raccogliere 4 interviste. Non ho messo i nomi perché io loro ho chiesto l'autorizzazione cioè per utilizzare le loro interviste con i loro nomi che ho ringraziato al Forum Internazionale del Gran Sasso. Non ho avuto tempo e poi
per seguire, poi li avrei ricontattati per la pubblicazione che uscirà. Non li ho ricontattati per dire: vi va bene se vi metto in chiaro e uso le vostre interviste in chiaro anche in questa occasione. Quindi non li ho messi, probabilmente se leggete bene le interviste escono. Non parlo degli item, cioè degli elementi, tanto li scopriamo adesso. Una domanda era: da parte della vostra testata esiste già un'idea per la copertura di Gorizia 2025? Se sì, come? Allora, le classiche, diciamo, strategie e proiezioni giornalistiche verso il futuro, sì, occuparsi prima, dopo delle varie istituzioni, ma interessante, da uno, diciamo, delle testate, posso dire si capisce benissimo anche di matrice cattolica, sempre in tale ottica collaborativa ci pare fondamentale il rapporto con la testata cattolica in lingua slovena Novi Glas, per sviluppare insieme dei progetti legati al comune territorio per uno scambio di articoli su quanto verrà vissuto di qua e di là del confine nelle città coinvolte. L'operatore culturale, per loro Gorizia 2025 significa chiedere all'Unione Europea, all'istituzione Nova Gorizia, di una specifica ed innovazione agenzia europea della fratellanza. Un inviato della RAI, un asse fondamentale per la nostra regione, e abbiamo già la redazione slovena. Esiste, mi viene citata anche già un canale italiano a Trieste che si occupa di 23 paesi della Slovenia e della Bielorussia, che potrebbe diventare una piattaforma o l'analogo di questa piattaforma. E per quanto riguarda, diciamo, sempre la stampa cattolica, sono rivolti sia al nazionale ma anche all'internazionale per i media del circuito vaticano. Per quanto riguarda molto, attraverso l'associazionismo goriziano, è stato fatto in chiave europea in tutta Italia, raccogliendo anche riconoscimenti. Vi ho fatto una sintesi di quello che sta qui. Questo non è evidenziato in rosso. In rosso sono evidenziate altre testate internazionali che hanno già un'identità fortemente europea. Arte, che è bellissima, guardatela. Wall Street Journal Europe, il settimanale internazionale. Poi ci sono alcune testate che seguono attenzione quanto viene all'estero: Il País, Financial Times, Die Welt, The Times, Il Sole 24 Ore, la TV svizzera e altri. E i suggerimenti dell'inviato sono di puntare su una piattaforma, adesso arrivo un po' alla fine, digitale, e quindi puntare a una forma di live streaming basato su una rete di giornalisti, perché sarebbe secondo lui impensabile sostenere economicamente un canale europeo, a meno che non si attui quell'idea di quell'altro direttore che invece ha detto: beh, diventando un canale per la capitale delle diverse capitali culturali europee, può essersi alimentato economicamente di questo e anche dare responsabilità a ogni entità, a ogni città nominata, in questo caso sono, diciamo, Nova Gorizia più Gorizia e Chernitz anche, in Germania contemporaneamente, non siamo le uniche capitali europee, c'è anche in Germania, la responsabilità, la motivazione a essere protagonisti. Quindi anche grazie a questa piattaforma comunicativa la capitale della cultura europea potrebbe effettivamente giocare un ruolo di aggregatore e riferimento per la cultura e l'arte e le forme di turismo ad esse collegate, come diciamo sintesi di alcune interviste. Potrebbe essere un sistema integrato e strategico di comunicazione multilingue e multiformato e che potrebbe rappresentare uno strumento decisivo per vincere questa sfida e catalizzare energia, risorse e pubblici. E rimane il problema dei costi di gestione. Probabilmente una soluzione potrebbe essere un networking di giornalisti attraverso programmi e dispositivi che hanno raggiunto veramente economicamente una grande sostenibilità. Ho fatto una sintesi, come vedete, questa ulteriore sintesi delle fonti bibliografiche raccolte, e vedete molti lavori che abbiamo iniziato a pubblicare credo dal 2020, se non altro scrive dal 2020, poi usciti o nel 21 o nel 22, e se volete poi mi contattate, vi do ulteriori fonti, ma sono contento che già il mondo del giornalismo, adesso esco dalla presentazione, interrompo ecco, e spero ecco che possa essere di stimolo, magari perché voi stessi riuscite, possiate andare nella direzione della costruzione di questa idea. Io mi sono trasferito, come ha detto giustamente
Guglielmo, a Teramo, e se posso lasciare questa idea che vada a alimentare, a creare un clima di ulteriore collaborazione e fratellanza sul territorio, io sono pienamente contento e soddisfatto. Grazie Guglielmo per avermi dato questa possibilità di divulgare ulteriormente quest'idea. Bene, grazie. Facciamo un applauso al professor Strizzolo e la riflessione che dobbiamo fare è la seguente, cioè come il nostro territorio, la complessità del nostro territorio nel quadrante orientale sia pienamente europeo. Tra l'altro questo tema si collega anche con il tema del popolo europeo, che sarà di competenza della professoressa Tasa, però sempre con la chiave di lettura delle minoranze. Perché? Perché l'Università di Udine, mio tramite, per esempio, partecipa alla rete delle università per la pace. Rete delle università per la pace, qui c'è la cartella, diciamo, della rete dell'Università per la pace in ambito CRUI, e dove abbiamo alcuni progetti. Un progetto, per esempio, le città pacifiche, e come città pacifiche proprio sono le città del nostro territorio, territorio nel quale si incrociano almeno 3 grandi tradizioni e popoli slavi, italiani ladini e mondo di lingua tedesca, dove sono successe delle cose nella prima e nella seconda guerra mondiale tremende, eppure come regione autonoma Friuli Venezia Giulia, attraverso le minoranze, possiamo rappresentare un modello di convivenza che forse potrebbe essere tenuto presente, per esempio, nella realtà dove ovviamente in Ucraina le minoranze sono strumentalizzate oppure sono schiacciate e addirittura sono parte, diciamo, del conflitto, ecco, sono chiamate quantomeno come cause del conflitto supposte. Ecco, invece il nostro modello di convivenza è un modello che, come dire, potrebbe essere studiato anche in relazione a fatti tragici, come cercheremo di fare con Srebrenica, in confronto con questa realtà di questa guerra, con le stragi che anche in questa guerra in Ucraina ci sono, e così via. Vedete come è tutto connesso. E adesso facciamo un salto, direi le 2 relazioni che io vi chiederei ancora di ascoltare prima di una piccola pausa, così questa volta anche ci riposeremo un po', una piccola pausa, caffè, senza caffè, o comunque c'è la macchinetta. E quindi io darei subito la parola adesso al dottor Scoppelliti, che diciamo, nell'ambito proprio dell'attività formativa dei giornalisti, e ancora di più nell'ambito del necessario approfondimento per un corso di scienze e tecnologie multimediali, ci parla del contesto della comunicazione dal punto di vista degli strumenti, anche con le nuove tecnologie, e dal punto di vista del contesto, che purtroppo è quello della guerra. La parola a il dottor Scoppelliti. Si può accendere il microfono e partire. Buon pomeriggio anche chi ci ascolta, ai docenti online. Oggi noi stiamo vivendo un'altra situazione estremamente complessa e drammatica. La situazione tra Russia e Ucraina è un terreno ancora più insidioso di quello che è stato il Covid-19. Perché? Nelle questioni di politica internazionale, diciamolo subito, entrano in campo i depistatori di professione. Per cui anche la possibilità da parte dei giornali con, tra virgolette, marchio riconosciuto, non di parte, di distinguere la verità dalle fake news diventa un esercizio molto più difficile. In circostanze come la guerra in Ucraina abbiamo a che fare con centrali di disinformazione molto strutturate, molto esperte, e le fake news
possono diventare, come vedremo, un'arma di battaglia. Proprio per questo motivo è necessario mettere in campo azioni mirate per difendersi. In 2 anni della pandemia, i 2 anni hanno rappresentato un terreno di azione delle fake news e di campagne di comunicazione molto raffinate su larga scala, la cui storia credo che sarà tutta da raccontare. La pandemia ha cambiato il modo di comunicare in 2 modi, lo ricordavamo proprio l'anno scorso in questa sala, e cioè aumentando la velocità della comunicazione e amplificando la comunicazione. La pandemia ha perso slancio, ma non è ancora un capitolo chiuso e dovremo analizzare nel tempo i meccanismi di comunicazione e informazione che sono stati avviati e che hanno mosso l'opinione pubblica in un senso o anche nell'altro. Fake news, notizie infondate, false, un termine coniato anche recentemente, ma la disinformazione e i depistaggi fanno parte della storia umana. La pandemia e i 2 anni di Covid-19 hanno portato profondi cambiamenti nel mondo della comunicazione, influenzando il nostro stile di vita e le abitudini anche degli italiani. Il bombardamento di informazioni cui siamo sottoposti ogni giorno condiziona la formazione delle nostre opinioni, ci rende più vulnerabili rispetto a eventuali fake news e polarizza le narrazioni dividendo anche la società. I cittadini devono pertanto far cosa? Sviluppare gli anticorpi della conoscenza per riconoscere la cattiva informazione, la disinformazione, la mala informazione. C'è un tema messo in grande evidenza dalla pandemia prima e dalla guerra in Ucraina poi, dopo. Senza discontinuità siamo passati a gestire l'infodemia da emergenza sanitaria a quella da conflitto. L'infodemia, sapete, è l'epidemia di informazione, spesso di dubbia natura, ovvero è l'esposizione a un numero eccessivo di dati, spesso in contrasto tra loro, che possono produrre stati di confusione e di stress. Dobbiamo quindi intensificare le azioni di formazione e sensibilizzazione, aiutando anche le comunità educanti a orientarsi, perché anche su questo tema la scuola, l'università dove ci troviamo oggi, deve avere un ruolo centrale. E questo seminario, Guglielmo, ne è una prova concreta. In Ucraina in questo momento si stanno combattendo 2 guerre. Una con le armi tradizionali, visori notturni, razzi per artiglieria a guida laser, satelliti, droni. L'altra è a colpi di fake news. C'è un nuovo modo di fare la guerra. Penso al passato, a quella dei Balcani che io ho raccontato come inviato prima e come scrittore dopo, con alcuni libri, il sostegno di ONU, UNICEF, dal 91 in Serbia, in Croazia, in Slovenia, in Bosnia, sino al 2021 in Kosovo. Oggi c'è la guerra ibrida, la guerra di propaganda fondata sul crimine, che in guerra è sempre contro l'umanità. La guerra di propaganda è una tecnica di fatto che trasforma l'informazione da strumento della guerra a guerra a sé stante, con le sue vittime reali, compresa la verità. La guerra demografica, coi profughi e l'immigrazione, la guerra finanziaria, la censura digitale, la disinformazione, la finanza speculativa, gli hacker. Ecco, questo è il nuovo modo di fare la guerra. Il conflitto russo-ucraino rappresenta un primato dal punto di vista social. Per la prima volta nella storia, le dinamiche digitali penetrano nel tessuto della guerra, stravolgendo il modo di comunicare e anche il modo proprio di parlare dei conflitti e anche delle sue drammatiche conseguenze.
a Sarajevo sul viale dei Cecchini o a Srebrenica durante il genocidio non avevamo i social. Con i rullini analogici delle macchine fotografiche correvamo di corsa verso gli aeroporti per spedire ai giornali le immagini, chiedendo molte volte ai viaggiatori che non conoscevamo, dopo aver naturalmente spiegato, di recapitare all'arrivo in Italia nell'aeroporto quel rullino prezioso a un nostro collega che l'avrebbe aspettato. Oppure dopo aver cercato una postazione telefonica, anche con l'aiuto a molte volte di militari, per inviare a braccio al dimafonista il pezzo che doveva andare in pagina. I media negli anni coperto un ruolo rilevante nel raccontarci e testimoniare i fatti più drammatici del mondo, ma è la prima volta che sentiamo parlare di guerra social. Russia contro l'Ucraina. La guerra è anche social. C'è un campo di battaglia inaspettato, ma figlio dei nostri tempi, il mondo digitale. Se in passato i media tradizionali erano sotto lo stretto controllo dello Stato che, oltre a indirizzare la comunicazione, aveva anche lo scopo di tenere alto il morale dei soldati e del popolo, oggi i social scavalcano tutti i filtri più istituzionali, raccontando anche in presa diretta quello che sta accadendo, mostrando al mondo i fatti a 360 gradi. La comunicazione non è in mano solo a chi vive i fatti in maniera indiretta, ma anche chi è nel pieno del conflitto. Ci sono profili sui Twitter che avvisano in real time su eventuali attacchi e minacce. Oggi gli allarmi antiaerei arrivano sui telefonini alle persone, così come è avvertita la popolazione anche, sapete, con quelli sonori, le sirene. Da mesi sono impegnato anche in un progetto umanitario con una fotografa ucraina per un reportage fotogiornalistico che stiamo realizzando in Ucraina. Così seguo costantemente e quotidianamente l'evolversi della guerra da fonti dirette. In Ucraina sta accadendo questo. È talmente alto il volume di informazioni che tutto può essere vero e tutto può essere falso. Gli stessi reporter di guerra direttamente sul campo fanno fatica a capire quale sia una nozione, una notizia fake e quale no. Una guerra che non è solo militare, ma una guerra di comunicazione. Non solo la NATO sa che la comunicazione nelle guerre ha sempre giocato un ruolo determinante, come in questo conflitto nell'est, e questa volta lo testimonia ancora una volta. Zelensky, il presidente dell'Ucraina, utilizza i suoi social ufficiali per parlare alla popolazione del suo paese e all'intero mondo. Non di meno il lancio di slogan, non so come, not to war, tramite Instagram, Telegram, TikTok. La comunicazione in questa guerra è completa in tutte le sue discipline e offre tanti spunti di analisi. La scelta dei tempi, degli strumenti, dei messaggi, delle messe in onda. Così l'ambasciatore ucraino all'ONU che legge gli ultimi messaggi di un soldato russo alla madre, il presidente Zelensky che narra la resistenza presidenziale attraverso Twitter, i cittadini che filmano e fotografano ogni istante e dopo averli caricati in rete Facebook ed altri social vengono boosterati, cioè richiamati, no, da bandiere, il racconto del dramma umanitario, eccetera. I due paesi in guerra hanno adottato il concetto di libertà di informazione e hanno accolto nuovi strumenti di comunicazione in modo completamente opposto. La comunicazione è alleata dell'Ucraina e nemica della Russia. L'apparato di informazione del Cremlino, secondo un monitoraggio anche recente condotto da diversi dipartimenti universitari in Europa, non offre molto spazio alla interpretazione. È univoco. Così, più i confini sono ampi e numerosi,
i palchi, più di contro si crea l'elevato rischio di fake news, ossia di tutte quelle false notizie che spesso manovrate da chi ha dato il via libera a questa guerra. Ecco perché il mondo della tecnologia, società e anche social hanno imposto pesanti blocchi alle loro piattaforme per i cittadini residenti in Russia, in Bielorussia, in Ucraina, proprio a tutela degli stessi al fine di non essere raggiunti dalle false comunicazioni. Quindi la disinformazione ha assunto un ruolo di primo piano in questo nuovo conflitto. Tutto sembra spettacolo, i russi vestiti da ucraini, le vittime soltanto numeri non esseri umani, eccetera. Gli elementi caratterizzanti sembrano la costante disintermediazione, le nuove tecnologie e il fenomeno della, ripeto, disinformazione con pseudonotizie verosimili. Queste costruite per ingannare gli abitanti delle città invase. Attenzione dunque. Quello che dobbiamo sempre seguire è un giornalismo dei fatti, non un giornalismo delle tendenze, un giornalismo della verità, della oggettività, non delle fake news. Se c'è uno che dice che piove e un altro che dice che non piove, il giornalista semplicemente dovrebbe affacciarsi alla finestra. Pandemia e guerra, le fake news diventano un'arma. Come ha scritto un autore modernissimo, un grande tragediografo della letteratura mondiale, Eschilo, nel VI secolo a.C., la prima vittima di una guerra è la verità. La prima vittima di ogni guerra è sempre la verità. E anch'io questo l'ho imparato sul campo. Quando nel 91, all'inizio della guerra nei Balcani, ero stato inviato a Belgrado, da una settimana i nostri telegiornali RAI erano pieni di immagini con carri armati, bazooka, cecchini che sparavano, esplosioni e altro. Arrivato nel cuore della notte da Lubiana in aereo in Serbia, mi sono fatto portare in giro anche fuori città. Sì, c'era un po' di movimento militare, ma spari e guerra non mi sembravano proprio. La mattina dopo, su un colle di Belgrado, in attesa che Milosevic dichiarasse la guerra, sono andato a cercare questo collega, l'ho incontrato della RAI, e che oggi è in pensione. Sei da giorni che stai trasmettendo in Italia immagini di esplosioni e spari, gli ho detto. Mi sono informato, ma ho girato, qui non c'è nulla di quello che tu hai raccontato. La sua risposta è stata: Letterio, benvenuto in guerra. Fare sparare un carro armato costa 50.000 lire. Un bazooka o una granata te la cavi con 20.000 lire, mentre se dai un cecchino 10.000 lire ti fa quello che vuoi. Ci sono due errori che si possono fare lungo la strada per la verità: non andare fino in fondo e non partire. Ricordatevi, ripetere una bugia 100, 1000, 1.000.000 di volte diventerà una verità. La verità è l'oggetto e la finalità della comunicazione ed è il problema centrale che si dovrebbe porre il giornalista che vuole impostare la sua professione sull'etica della comunicazione. Quello che sta capitando nella società occidentale è che, a fronte di una grandissima quantità di informazione, l'interesse è sempre più scarso sia per l'informazione in senso classico, sia per la verifica delle informazioni. Più le nostre società sono opulente e strutturate in termini di benessere volontario, meno sono interessate a essere informate. Questa è la situazione. Non vi nascondo che sono molto preoccupato per le giovani generazioni che non sono in grado di distinguere l'informazione dalla pubblicità, con un livello anche di voglia di conoscere il mondo in cui vivono, che è molto basso. Di fronte a questa si chiama nebbia mediatrice, che si è diffusa attraverso un proliferare di siti, blog, social, emittenti televisive alternative, cos'è? Si è scardinata la credibilità dell'informazione. Allora bisogna andare controcorrente, con l'elmetto e ritornare al reale. Oggi, da un punto di vista della comunicazione, viviamo un momento di
produzione di opinioni a mezzo di opinioni, con stupidaggini bestiali, con crimini intellettivi inauditi. È ciò che non può che portare a un circuito degradato, inconsistente, a un cortocircuito della comunicazione. Mentre l'intermediazione di una vera comunicazione è l'interpretazione, non l'opinione, perché l'interpretazione presuppone analisi, studio, dati e poi la spiegazione, non è un rimbalzo di opinioni. Una pandemia e una guerra in 2 anni sono davvero troppi e milioni di persone nel mondo hanno anche scelto di non informarsi più. In un'epoca di iperinformazione, soprattutto in un periodo come quello che stiamo attraversando ormai da 2 anni, è sempre più frequente imbattersi anche in un nuovo atteggiamento, quello che oggi è chiamato elusione delle notizie, e si sta affermando come una nuova tendenza tra i fruitori dell'informazione. Rifiutarsi di leggere notizie sui quotidiani o cambiare canale durante i telegiornali, un comportamento che implica di evitare delle attività di informazione. Alla base di questo rifiuto delle notizie ci sarebbero dei complessi fattori di tipo cognitivo, emotivo, e a studiarne le caratteristiche proprio adesso è un team multidisciplinare composto dalle università della Finlandia, di Gerusalemme, quindi in Israele, e della Northwestern University negli Stati Uniti. Mi rivolgo agli studenti con cui faremo questo percorso sino al 12 dicembre. Questo potrebbe essere anche un suggerimento per una delle vostre tesine. Una scoperta importante, quindi secondo i ricercatori, è che il fenomeno di elusione delle notizie non è attribuibile solo a ragioni personali, ma ha spesso anche a che fare con altre motivazioni. Vi faccio un esempio concreto di questi giorni. L'attenzione sulla guerra attraverso i media, se vi siete accorti, da settimane era calato parecchio. Vi siete accorti che da quando vengono usate queste parole, atomica, con le sue declinazioni, nucleare, nucleare tattico, piccolo, nucleare strategico, grande, le cose sono cambiate? Fare leva, evocare quella parola nucleare ha fatto e sta facendo elevare emotivamente, fibrillare l'attenzione degli ascoltatori. Allora c'è da chiedersi, è un pericolo effettivamente reale e basta, oppure è una strategia di comunicazione per far passare o nascondere precisi messaggi? Chiedetevelo. Guerra e pandemia hanno messo a nudo il grosso guaio anche dell'informazione italiana. Quello che si sta aprendo è una discussione delicatissima sul confine tra libertà e responsabilità, ma la radice del problema sta in quella cultura populista e anche anti-istituzionale in cui siamo immersi dalla fine della Prima Repubblica. Ci sono tante analogie nel linguaggio usato in periodo di pandemia e durante i conflitti armati. Fate attenzione sempre alle parole: distanziamento sociale, Novax, mascherina, quarantena, lockdown, Green Pass, zona rossa, zona gialla, zona bianca, e ancora denazificazione, armi intelligenti, danni collaterali, corridoi umani, demilitarizzazione, nucleare tattico. Sono alcune parole chiave degli ultimi 2 anni, vale a dire il periodo compreso tra l'inizio della pandemia e il conflitto in terra ucraina. Sono parole che ritornano a volte con un significato diverso rispetto all'originale. La lingua è fatta così: alcuni termini si affermano, poi scompaiono, magari ricompaiono. Ogni termine, ricordate, esprime sempre un concetto. La comunicazione nei momenti difficili e di crisi diventa stringente, quindi bisogna sintetizzare e far convergere tutto in un'espressione, addirittura in una sola parola. All'epoca dei social, quindi, la comunicazione funziona così. Un discorso complesso non funziona, ma una parola semplice, comunque di uso quotidiano, inserita in un certo contesto, arriva immediatamente a destinazione e risulta più efficace.
Accade così anche in politica. I discorsi complicati non bucano, come si suol dire. Concludo. Giornalismo significa raccontare i fatti come si vedono. Giornalismo significa raccontare la verità, non raccontare per sentito dire. Un giornalismo fatto di verità impedisce molte corruzioni, impedisce e frena la violenza, la criminalità, accelera le opere pubbliche indispensabili, pretende il funzionamento dei servizi sociali, tiene continuamente anche allerta le forze dell'ordine. Questa è la mia idea di giornalismo, non quella degli effetti facili e del clamore. Un giornalismo neutrale, non dipendente, neanche come favori leciti, da alcuno, ma apertamente schierato per gli interessi essenziali dei cittadini e pronto ogni volta che occorre a prendere posizione. L'informazione va difesa in quanto rappresenta un interesse nazionale, ma non va mai indirizzata. La libertà di stampa è un principio cardine che rappresenta anche la cartina al tornasole della democrazia, ma la libertà senza responsabilità è parziale. E allora vi chiedo infine di ricordare che quando la verità non è libera, la verità non è vera. Grazie. Grazie al dottor Scopelliti che, caro amico, però ha fatto un intervento tra la deontologia professionale e la tecnica della comunicazione delle informazioni. Adesso chiamerei il generale di Corpo d'Armata Roberto Bernardini, che ha avuto tanti incarichi, che sta svolgendo comunque anche tanta attività di divulgazione proprio in questa guerra, e chiedo anche a un nostro membro del Consiglio direttivo di Storia, nonché anche giornalista qui per i crediti, il responsabile della comunicazione anche diciamo, di una parte molto importante dell'esercito, non vuole che si dica altro, e il dottor, a questo punto ometto il grado, Massimo Grizzo, che chiedo di venire qui a sostituirmi e ad aiutare quello che è stato già un suo comandante, cioè il generale Bernardini, nella utilizzazione delle famose lastrine. Adesso no, verrà vediamo se riesco a, ecco, verrà di persona Massimo Grizzo ad aiutarti. Adesso le lancio così ti trovi già fatto il lavoro. Eccoci, perfetto, ecco qua. Direi, e dopo al termine chiederei al dottor Massimo Grizzo di spegnere la registrazione e di fare una pausa. Adesso. La telecamera riprende per Teams in generale e noi abbiamo in televisione, vediamo. Verifica se è giusta la telecamera. No, vediamo più che altro se vanno avanti, non vanno avanti. Così vanno avanti e dopo bisogna spegnere la... Sì, scusa. La telecamera l'ho spostata, è centrata? È centrata perché... sì, no, ma è centrata. Allora, mi sentite? Bentrovati a tutti, a me come ogni anno in questo interessante seminario
Ho capito. avvicinare il microfono. Adesso va. Mi sentite? Perfettamente. Oh. Allora dicevo, ogni anno a me viene dato l'incarico, peraltro molto piacevole, di gestire un po' il panel 3, che è il panel normalmente dedicato in questo seminario alle nuove tecnologie e alle relazioni internazionali. Le nuove tecnologie, sicuramente abbiamo grande interesse su questo sviluppo delle tecnologie perché sono sempre strettamente legate anche alle relazioni internazionali, perché come accennerò dopo, queste tecnologie praticamente fanno parte soprattutto dei mezzi che vengono impiegati oggi in queste guerre, e in queste guerre non solo, diciamo così, di contrapposizione militare, ma anche di contrapposizione economica, cyber war e tutto quello che abbiamo già trattato anche negli anni scorsi. Allora, un cordiale saluto a tutti voi, a tutti gli intervenuti e anche a coloro che ci ascoltano in remoto. Parleremo, come ho detto, di due argomenti: relazioni internazionali o anche delle crisi di queste relazioni internazionali, e faremo un esempio di nuove tecnologie che cominciano ad essere impiegate anche in Ucraina, che sono già state impiegate in altre crisi, Medio Oriente, eccetera, recentemente, e ne parleremo poco dopo. Allora, diciamo che stiamo vivendo in questi tempi in un mondo molto problematico, quindi l'avrete capito anche dagli interventi precedenti. Lucio Caracciolo, nella rivista Limes, ha chiamato questo mondo Caoslandia. Questa è una lastrina che tutti conoscono ormai, dove sono, diciamo, ben indicati tutti i conflitti e le aree di conflitto che ci sono nel mondo. Come vedete ce ne sono abbastanza, diciamo. E allora certamente diciamo che tutti avremmo preferito vivere in un'epoca un pochino più quieta, diciamo così prevedibile, contando sul fatto anche che le strutture internazionali che gestiscono le relazioni internazionali continuassero a funzionare bene, a darci un po' di tranquillità. Purtroppo non è andata così, siamo capitati noi a vivere in uno di quei momenti della storia in cui tutto si muove, tutto cigola, tremola, e improvvisamente le vecchie consuetudini e tutte le certezze che avevamo fino a quel momento crollano, e l'abbiamo visto con la guerra in Europa. La guerra in Europa, ma perché? Ci siamo chiesti più di una volta. Diciamo che questa guerra in Europa, dove noi pensavamo di aver ormai raggiunto la pace perenne, ritorna invece purtroppo cruenta e anche incomprensibilmente violenta, tutti i sentimenti che pensavamo di aver messo da parte. Ma d'altro canto, se andiamo a vedere un po' la storia, vediamo che è sempre stato così, perché la pace era definita semplicemente come un intervallo tra due guerre, e questa era la realtà che abbiamo sempre vissuto nei secoli scorsi. Allora diciamo che chi pensava che in Europa potesse esserci una pace perenne non conosceva l'insegnamento della storia. Diciamo, per capire qualcosa, allora, che dobbiamo interpretare qual è ancora oggi la logica elementare delle relazioni interstatali e internazionali. Allora, la logica geopolitica di base delle relazioni tra stati, cioè quella che praticamente regola la convivenza planetaria a tutto il pianeta, è quella, come abbiamo scritto in lastrina, per la quale ogni Stato, che è un soggetto politico, cerca di garantirsi le migliori condizioni di vita e le migliori possibilità. Questa ricerca spesso assume anche la forma tipica della competizione territoriale, cioè conquista di altri territori. Si cercano per questa, diciamo, ricerca di potere degli spazi. E allora diciamo che ogni Stato ha di per sé stesso una prima corona di competitor potenziali o attivi intorno ai suoi confini fisici, cioè sono gli altri Stati con i quali confina. Confini che sono fisici, ma oggi cominciano ad essere anche più economici e di altre cose.
E poi, oltre a questa prima corona, esiste per gli stati una seconda corona più esterna che riguarda appunto altri soggetti politici che si mettono in relazione con un determinato Stato. Allora, gli stati che hanno una pretesa di propria potenza un pochino più modesta, hanno il proprio problema geopolitico che è posto solamente sulla prima corona, cioè quella degli stati vicini, si relazionano con gli stati vicini. Bene, gli stati che hanno invece una pretesa di potenza maggiore, spesso anche offensiva, una pretesa di potenza di conquista, diciamo, usano questa prima corona come territorio cuscinetto praticamente per la propria sicurezza, un territorio da controllare con la strategia politica propria per poi interporla e contrapporla all'eventuale seconda corona degli stati più lontani dove, diciamo, possono collocarsi i competitor più importanti. Perché vi ho fatto questo ragionamento? Per far capire che gli obiettivi di ciascuno Stato variano in funzione del livello di ambizione e di potenza che uno Stato vuole, diciamo così, conquistare per i propri interessi. E allora diciamo che, riferendoci alla Russia e all'Ucraina, l'Ucraina rappresentava per la Russia proprio uno degli stati cuscinetto. L'ultimo stato cuscinetto che era rimasto, il più significativo probabilmente per motivi storici, altro, verso ovest, perché la Russia, indebolita dopo la caduta del muro di Berlino, aveva comunque dovuto accettare un torto collo che dopo il 91, con l'implosione dell'Unione Sovietica, la NATO, diciamo così, si avvicinasse sempre di più ai propri confini. Sapete che tutti i paesi praticamente ex dell'URSS, a partire dai paesi nordici fino all'Ungheria ed altri paesi balcanici, sono entrati nella NATO. E allora questa espansione della NATO, che vedete in lastrina, di fatto ha tolto un po' alla Russia questa serie di stati cuscinetto che potevano tranquillizzarla sotto il profilo della propria sicurezza. D'altro canto, le minacce per la Russia non sono mai arrivate dall'Oriente. Le minacce per la Russia sono sempre arrivate dall'Occidente, quindi Napoleone, Hitler e chi più ne ha più ne metta sono venuti dall'Occidente, per cui la percezione della sicurezza della Russia non è verso il Pacifico, tutta quella grande estensione di territorio che ha, ma proprio verso l'Occidente. E non c'è stata nessuna, diciamo così, tranquillo periodo di pace che abbia potuto cambiare questo sentimento che nei russi è ancora molto, molto, molto significativo. Allora, diciamo, relazioni sempre aggressive, quindi, che non tengono conto dei diritti degli altri, questo nella politica internazionale. Ogni Stato fa il proprio interesse e allora il proprio scopo da parte di ciascuno Stato viene cinicamente posto prima di tutto. Allora, al crescere delle popolazioni e della complessità di organizzazione sociale, quindi al formarsi di stati con pretese di potenza maggiore, l'obiettivo ideale geopolitico coincide alla fine con il controllo del mondo o di sue ampie parti. Grandi potenze tipo la Cina, tipo gli Stati Uniti, quindi anche la Russia fino a qualche tempo fa, non avevano degli obiettivi limitati anche sotto il profilo territoriale o del proprio potere nel mondo, ma degli obiettivi globali. Ed è quello che avviene, lo diremo anche dopo, nella lotta per la leadership a livello mondiale che in questo momento è tra Stati Uniti, Cina e in parte ancora la Russia. Osserviamo però che questo, diciamo, controllo del mondo ha perso nell'ultimo secolo le caratteristiche tipiche, quelle del colonialismo e della conquista territoriale, per passare poi a un diretto controllo invece di questioni più sofisticate, che sono quelle della manipolazione politica, della manipolazione economica, culturale, dell'alleanza subordinata, del vassallaggio di fatto. Cioè a queste grandi potenze non interessa più conquistare dei territori, o comunque non solo, interessa invece conquistare l'egemonia su larga parte del mondo, e questo è l'allargamento delle corone fatto in maniera anche virtuale.
E allora, per venire all'attualità stringente di questi giorni, quella della guerra in Ucraina, consideriamo questa articolazione in corone territoriali in riferimento alla Russia, che era già una grande potenza e ancora, diciamo, è una potenza planetaria di rilievo. Allora così, facendo un ragionamento su queste corone, potremo capire il senso dell'accerchiamento percepito dalla Russia, che come abbiamo detto è pressata a ovest dalla NATO e dal mondo occidentale. Questo è solo un esempio su un argomento sul quale invito chi volesse fare la tesina con questi argomenti anche ad approfondire. Ecco, siamo tornati alla guerra in Europa, quindi ce ne siamo resi ben conto. La comunità internazionale degli Stati è stata coinvolta a vario titolo e in differente misura in questa guerra, ma tutta la comunità internazionale, questo è un altro punto importante che pongo alla vostra attenzione, paga lo scotto di questa guerra per la scarsa lungimiranza, paga un prezzo molto salato per non aver fatto che cosa? Beh, per non aver regolato sulla base degli avvenimenti dell'89, cioè la caduta del muro di Berlino, i rapporti con Mosca. Dopo la caduta del muro di Berlino e dopo l'implosione dell'Unione Sovietica non si è fatto nulla di quello che era stato fatto in precedenza, per esempio con Napoleone, col Congresso di Vienna, con la Seconda Guerra Mondiale, la conferenza di Yalta, che avevano rimesso a posto il mondo. E allora, soprattutto noi europei, noi occidentali, gli Stati Uniti in testa, avremmo potuto, e forse anche dovuto, intendere che senza includere la Russia nei nuovi equilibri internazionali continentali ci saremmo prima o poi imbattuti nel suo fantasma avvelenato, gonfio di frustrazione, come ogni grande potenza umiliata. Questa è una frase che ho trovato che mi sembra ad effetto. Ed è successo questo. Quindi la lezione della pace, che era chiamata così la guerra fredda, era lì a ricordarcelo. Non lo abbiamo fatto, nulla è stato fatto per sistemare i territori dell'ex Unione Sovietica in maniera tale che non divenissero problematici. E allora abbiamo dovuto sopportare il fatto che le relazioni internazionali abbiano avuto un collasso, ed è quello che ci ha portato a questa situazione di guerra in questo momento. Quindi diciamo che anche questo è uno spunto di meditazione importante. Allora, la guerra in Ucraina segna oggi veramente un punto di svolta, quindi, nelle relazioni internazionali del XXI secolo. Una svolta della quale al momento non conosciamo le conseguenze, vedremo un po' quali saranno gli effetti politici, quelli più puntuali. Naturalmente questi effetti dipenderanno dalla durata, dall'intensità, dall'esito di questo conflitto, vedremo come va a finire. Però è già possibile collocare in una prospettiva storica un pochino più ampia, quale sintomo e forse come indicazione, quella di una evoluzione più comprensiva del contesto politico ed economico internazionale. Cioè la crisi ucraina ci sta dando veramente delle nuove indicazioni per come il mondo dovrà essere organizzato ed organizzarsi sotto il profilo delle relazioni fra gli Stati, ma anche sotto il profilo economico, sotto il profilo dello scambio delle materie prime, della loro disponibilità, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che stiamo vedendo con il gas, con il petrolio che ci opprime, è solo un primo segnale di questa realtà. La disponibilità delle materie prime indispensabili per la vita e lo sviluppo degli Stati diventerà veramente un'arma potente di gestione da parte di chi potrà controllare queste risorse. Allora, diciamo che questa svolta dovuta a questa guerra è proprio un vero e proprio punto di rottura rispetto al passato e in relazione al presente, secondo il solito mantra che si dice sempre in questi casi, cioè quello che il mondo dopo l'Ucraina non sarà più come prima. Allora, tutti siamo convinti che comunque non è che l'aggressione russa all'Ucraina sia la causa decisiva di questa crisi nelle relazioni internazionali. Certo, ha dato, diciamo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso in questo discorso, ma in precedenza, quello che abbiamo accennato, c'è stato un vulnus, un'incapacità del mondo occidentale di
di riorganizzarsi dopo la fine della guerra fredda, e questo qui è qualche cosa che stiamo, come ho detto prima, veramente pagando. Anche questo, ripeto, per chi dovesse fare la tesina potrebbe essere un ottimo spunto di riflessione, cioè vedere come possa aver influito questa mancanza di riorganizzazione delle relazioni internazionali sulla crisi che stiamo vivendo. C'è anche un altro aspetto importante, io vi do adesso altri spunti sui quali poter meditare e scrivere, quello della militarizzazione delle relazioni internazionali. Fino a prima della guerra in Ucraina non si parlava più di riarmo, anzi era tutto esattamente l'inverso. C'era la lotta contro il 2% che la NATO si era autoimposta per le spese militari rispetto al PIL di ogni Stato. Avete visto che con la guerra in Ucraina c'è stato un salto assolutamente dall'altra parte della barricata, tutti quanti sono diventati, diciamo così, convinti, si sono convinti che è necessario riarmarci. La Germania, paese che diciamo, non aveva mai brillato per impegno militare negli ultimi 70 anni, ha detto X miliardi subito, 100 miliardi subito per il riarmo. E quando la Germania decide di riarmarsi, ci insegna la storia, non è una cosa detta solamente tanto per dire, ma è qualcosa che poi dopo avviene realmente. Ma quello che è stato significativo è che il partito dei Verdi, che in Germania è molto potente, che fino a prima del 24 febbraio era contro il riarmo e contro le cose, è stato quello che invece ha dato più spinta alle decisioni del governo tedesco per quanto riguarda questo riarmo. Quindi avete visto che anche diciamo, i mantra scadono subito quando subentrano altre necessità ed altri interessi. Un po' come l'olio di palma, vi ricordate l'olio di palma? Quante trasmissioni televisive abbiamo sentito, abbiamo visto sull'olio di palma che non doveva intervenire nell'alimentazione, eccetera, eccetera. Bene, stamattina, mentre rileggevo queste cose che vi sto dicendo, sgranocchiavo un po' di biscottini fatti di mais, eccetera, eccetera, e mi è caduto lo sguardo sul retro, dove c'era scritto tra gli ingredienti olio di semi di girasole. Poi vado in basso e ci avevano aggiunto un timbro, l'olio di semi di girasole è stato sostituito con l'olio di palma. Caspita. Senza colpo ferire, senza nulla dire. Se andate al supermercato, controllate questi sacchetti e vedete che è successo. Cioè il mantra dell'olio di palma che non si deve, è sparito all'improvviso e adesso l'olio di palma va benissimo. Guglielmo, tutta la lotta che hai fatto tu come ambientalista contro l'olio di palma è completamente decaduta. Allora vedete come veramente è un punto di svolta questo qua anche sulle relazioni internazionali, ma sulla vita di tutti i giorni. Militarizzazione quindi della politica internazionale a tutti i livelli, a livelli veramente rilevanti, con stanziamenti significativi che tutti gli stati vogliono destinare. Secondo spunto che vi voglio dare è quello della leadership mondiale alla quale abbiamo accennato poco fa, cioè quella competizione per la leadership mondiale che è in atto tra Cina, USA e in parte anche Russia, anche se in questo momento ha altri problemi. E allora facciamo cenno proprio a questa competizione e diciamo che la geopolitica globale dovrà superare l'attuale stadio di concorrenza tra queste superpotenze, perché nessuna di queste superpotenze è in grado di potersi ergere a leader mondiale. Un po' pensavamo che poteva succedere quando, dopo la caduta del muro di Berlino, solo gli Stati Uniti si ergevano unica potenza mondiale, quindi si pensava che il mondo potesse andare avanti con una leadership unilaterale di un paese egemone fino a che ce l'avrebbe fatta. Adesso non più, perché gli Stati Uniti hanno subito anche loro una crisi con il trumpismo ed altre cose che li ha messi un pochino a latere. Si sono molto disimpegnati nel mondo, l'Afghanistan, la Siria e compagnia bella, e oggi come oggi non sono più in grado di essere gli unici padroni del mondo. Per cui se la devono vedere con la Cina e se la devono vedere ancora un pochino con la Russia, eccetera, eccetera. Cosa potranno fare? Beh, ci sono due alternative.
o continuare la contrapposizione diretta uno contro l'altro senza riuscire ad ottenere niente, oppure cercare di mettersi d'accordo in una coabitazione nel potere che non sia fraterna, ma che sia comunque funzionale a gestire il mondo in una certa maniera. E su questa scia anche una seria riforma delle Nazioni Unite potrebbe essere indispensabile, perché, e qui apro e chiudo la parentesi, le Nazioni Unite così come sono organizzate adesso non sono più funzionali alle esigenze che abbiamo in questo presente, ma che avremo anche nel prossimo futuro. Passiamo alle nuove tecnologie molto rapidamente. Volevo dire che, diciamo, in questa guerra tra Russia e Ucraina, oddio, fra il mondo occidentale e la Russia, va bene, è iniziata in modo asimmetrico, perché l'Ucraina non aveva nessuna tecnologia significativa per poter combattere, la Russia ne aveva un po' di più, soprattutto in alcuni settori decisivi. Allora, bene, le nuove tecnologie, così come le abbiamo intese noi anche negli anni scorsi, e l'intelligenza artificiale non sono entrate subito in questo conflitto, anzi, hanno combattuto con i Kalashnikov. Vi ricordate le donne che facevano le bottiglie Molotov contro i carri armati russi? Quindi una guerra da secondo conflitto mondiale, forse anche prima. Ma poi piano piano il discorso si è andato trasformando. L'esercito ucraino è stato equipaggiato dagli equipaggiamenti fisici, cioè divise ed altro, fino a tutto quello che è necessario per combattere una guerra moderna, dagli Stati Uniti, dal Regno Unito e in parte anche da tutti quanti noi. Per cui oggi come oggi, con l'intelligence americana e con le capacità proprie di tutto il sistema di verifica e controllo satellitare degli Stati Uniti, gli ucraini sono stati in grado, telecomandati da esterno ovviamente, di poter colpire obiettivi russi che con i loro mezzi non avrebbero mai nemmeno individuato. Questa è la realtà. Oggi come oggi tutti i risultati che ottengono gli ucraini nelle loro battaglie sono dovuti al fatto che loro hanno indicazione precisa e diretta di quello che sta succedendo nel campo di battaglia russo, cosa che autonomamente non avevano. E questo è dovuto all'appoggio occidentale, che agisce in maniera estremamente significativa. Quindi diciamo che l'esercito ucraino non sarebbe stato così resistente come è stato se non avesse avuto questo discorso. Per cui l'apporto occidentale ha reso meno asimmetrica la contrapposizione fra Russia e Ucraina. Quali sono queste nuove tecnologie che sono impiegate? Ma sono le loitering ammunition. Sono dei munizionamenti molto particolari, diciamo così, ben messi in linea con l'intelligenza artificiale. I russi li hanno già usati, perché ce li hanno anche loro ovviamente, sulle città ucraine. Adesso il Pentagono, per diciamo, bilanciare, vuole dare i loitering ammunition americani agli ucraini, quindi insegnare loro anche come si adoperano. Sono dei munizionamenti estremamente intelligenti che diciamo, mettono un pochino nel dimenticatoio i droni, sui quali ci eravamo convinti che fossero la soluzione per tutte quante le battaglie. Ebbene, queste munizioni qua sono intelligenti nel senso che stazionano dove devono essere collocati, dopodiché intervengono sugli obiettivi solo ed esclusivamente quando gli obiettivi si evidenziano. Cioè una di queste munizioni può rimanere sopra la città di Pordenone, diciamo così, a ruotare per un certo tempo, fino a quando il professor Cevolin non esce dall'università e quindi gli vanno addosso e gli mandano uno schittino di piccione, diciamo, beh, lasciamo perdere, non ti fanno male. Ecco, munizioni estremamente significative e importanti, perché esulano dall'impiego diretto del volere dell'operatore e lavorano da sole. Ora, quello che si sa di queste munizioni è che funzionano molto bene da questo punto di vista. Quello che ancora non si sa, perché è abbastanza top secret, è quali siano le altre capacità che queste munizioni possono avere. Cioè si arriverà, qualcuno dice, fino ad avere
non solo un munizionamento kamikaze che si getta addosso in questa maniera, ma semplicemente arriveremo anche ad avere qualche cosa che esula completamente dal controllo degli uomini, cioè l'uomo comincia a subire la tecnologia e l'intelligenza artificiale, una volta partita ragiona e fa per conto proprio e non può farci più nulla. E allora diciamo che questo è un settore estremamente significativo e importante. Certamente in questa guerra ancora queste cose non ci saranno. Non sappiamo ancora se dispongono della capacità di fare tutto da sole queste armi. In questa guerra no. Però la prossima guerra, caro Guglielmo, io penso che queste munizioni saranno veramente qualcosa di significativo. Pensate che già si sta pensando di eliminare i cannoni dalle navi, perché non servono più, cioè sparare sulla costa. A che cosa serve? Ci offriamo anche alla, diciamo così, contromanovra degli altri. Ma se noi lanciamo da una nave queste armi che girano, che vanno, che vengono e che poi intervengono da sole, abbiamo risolto il problema. E anche la Marina italiana sta facendo degli studi, mi hanno detto da questo punto di vista, ecco, vedete la tecnologia. Non sono nuove tecnologie, questi sono sviluppi della tecnologia continuamente che portano, perché nuova tecnologia oramai di nuovo c'è ben poco, c'è quello che si riesce a sviluppare. E questa è un'altra tesina interessante che potreste fare per chi volesse farla. Concludiamo. Minaccia nucleare russa in Ucraina, un altro spunto. Va bene. La minaccia dell'impiego delle armi nucleari c'è. La dottrina russa, ma anche quella occidentale, ne prevede l'uso a livello tattico e ci sono tutta una serie di considerazioni che vanno fatte sull'opportunità comunque di impiegare queste armi, perché da un punto di vista, tra virgolette, sentimentale o culturale, rappresenterebbe l'impiego di un'arma nucleare non tanto un effetto gravissimo, perché queste armi tattiche hanno, molte di queste, la stessa potenza delle grosse superbombe americane convenzionali che hanno inventato qualche anno fa e che hanno sperimentato anche in Afghanistan. Ma è il discorso culturale, cioè chi per primo riprende in mano il nucleare, questo è il discorso. Per cui non è molto verosimile, da quello che si dice e si pensa, che Putin possa impiegare queste armi nucleari in maniera, diciamo così, tatticamente opportuna. Sarebbe un passo estremamente grave che porterebbe la Russia al di fuori del contesto della, diciamo, presente umanità. Per cui, a meno di condizioni particolari che dovessero verificarsi per la sicurezza stessa della Russia, sembra che la ipotesi non ci sia. Però l'ipotesi dell'impiego dell'arma c'è, quindi rimane un pericolo incombente. Negoziati di pace, eccola qua, questa è la minaccia nucleare, l'abbiamo saltata, era proprio questo discorso. Negoziati di pace, avete visto che negoziati di pace non ci sono, ma d'altro canto che vuol dire parlare di pace? Cioè la pace è un concetto molto molto evanescente, eccetera. Possiamo parlare di tregua, possiamo dire che il generale Inverno flemmatizzerà le operazioni adesso perché in Ucraina e da quelle parti fa molto freddo. E diciamo che in primavera ne riparliamo, continueranno a fare qualche fuoco d'artificio anche durante l'inverno da questo punto di vista. I colloqui però non partono perché fino a quando gli Stati Uniti non diranno a Zelensky da oggi si fanno i colloqui non si fanno. E quindi Zelensky continuerà a dire, a fare decreti che dicono finché c'è Putin non ne parliamo. Bene, fino a quando questa cosa andrà bene anche all'Occidente, leggasi Stati Uniti e Gran Bretagna, che sono i due rappresentanti in questa cosa, va bene. Dopodiché si passerà a più miti consigli. Già Blinken stamattina ha aperto delle finestrelle da questo punto di vista, Blinken è il segretario di Stato americano, per cui vedete che si può andare, ma non si può parlare di pace perché il problema del Donbass, della Crimea e compagnia bella non può essere risolto dicendo beh, facciamo finta che non sia successo niente. Ci sono ormai state delle dimostrazioni di volontà talmente taglienti, talmente imponenti che insomma non potrà andare. Sarà una situazione flemmatizzata, vedremo come si potrà sistemare. Resta il fatto che non so per quanto tempo il mondo potrà permettersi di tenere la Russia all'indice, perché la Russia non è
l'ultimo paese del mondo, ma è qualcosa in cui a livello planetario si dovrà sempre fare i conti, con il quale si dovrà sempre fare i conti. Per cui auspichiamo che ci sia questa tregua e questa soluzione. L'ultimo aspetto è quello della defenestrazione di Putin, che tutti quanti auspicano, chi lo vuole morto, chi lo vuole defenestrato, sì, giusto, perché un tiranno, tra virgolette, un responsabile di un paese dove l'autocrazia ha raggiunto dei livelli veramente inconcepibili, è bene che se ne vada, è bene che anche i russi abbiano una opportunità di cambiamento da questo punto di vista. Lui è stato funzionale alla Russia dopo Yeltsin e dopo la caduta del muro di Berlino, l'implosione dell'Unione Sovietica, ma adesso ha fatto il suo tempo, i metodi che ha adottato per portare la Russia dove era arrivata fino a prima della guerra in Ucraina, non sono più validi nel mondo di oggi, per cui è bene che se ne vada. Quali sono le ipotesi che fanno in questo periodo? Beh, dice Putin defenestrato in un modo o nell'altro dai falchi, quelli che attualmente vorrebbero, da quello che si dice e si sente, impiegare proprio gli ordigni nucleari tattici per risolvere rapidamente il problema. Meno male che le forze armate russe sono gestite da militari, perché in questo caso i militari sono i più ragionevoli e responsabili da questo punto di vista, perché un tiranno può anche gettare le bombe oppure fare come fece Saddam, ordigni incendiari eccetera contro i curdi e compagnia bella. I militari non lo farebbero mai, se non, diciamo, per questioni di salvezza dello Stato eccetera. E lì il capo di Stato Maggiore russo è quello che è più accreditato per non schiacciare il terzo bottone degli ordigni nucleari, perché anche loro hanno una catena di comando. Putin non può dire butto la bomba, Putin può dire buttiamo la bomba, poi ci deve essere il suo placet, quello del ministro della difesa, e ancora fin lì ci può arrivare, ma poi quello finale è quello del capo di Stato Maggiore generale, che dovrebbe dare il suo placet anche lui. Quindi vedete che non è così semplice gettare le bombe atomiche in giro per il mondo. Bene, defenestrato Putin, ci potrebbe essere un regime di questi falchi che conclude il conflitto in maniera, diciamo, relativa proprio al fatto che sono dei falchi a volerlo fare. Seconda ipotesi, invece, defenestrato Putin e il controllo dello Stato viene preso da un triumvirato di tipo militare incaricato semplicemente di concludere il conflitto nella maniera la più, se si può dire, onorevole possibile. Comunque in entrambi i casi si prevede che per la Russia ci saranno dei danni significativi, perché molte delle repubbliche, soprattutto quelle, diciamo, di Oriente, dove sono stati tratti i militari che sono morti poi in Ucraina, perché la maggior parte non venivano certo da Mosca o da San Pietroburgo, venivano tutti dalle repubbliche, tra virgolette, del Kazakistan e giù di là, e quindi molte di queste repubbliche potrebbero decidere di uscire dalla federazione. Però c'è un altro aspetto, la Russia bianca, che poi sarebbe quella che è al di qua degli Urali, no? Quella molto più sviluppata, eccetera, eccetera, beh, ha rifiutato la mobilitazione, i giovani hanno preso le valigie e chi ha potuto se n'è andato. Beh, anche questa Russia bianca, di tutto quello che ha fatto Putin, dovrà un pochino assumersi anche lei un po' di responsabilità da questo punto di vista. Per cui anche questo spunto di riflessione sarebbe interessante studiare il dopo Putin, dove potrebbe portare sia per quanto riguarda la Russia, sia per quanto riguarda le relazioni internazionali. Ritengo di avervi dato abbastanza spunti per quanto riguarda le tesine e mi auguro che vi siano stati utili. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto. Grazie. Abbiamo finito il suo intervento. Porto con il direttore 10 minuti di pausa. Ci vediamo per 10 minuti. Cancella le sigle qui.
Apriamo la registrazione. Fallo allargare. Clicca qua. Ma lì però no. Oh, eccolo qua. Adesso andiamo sull'altro. Clicca e interrompi la...